Lascio la parola al dottor Gris, docente di Scienze Cognitive all'Università di Trento e di Verona. Dall'inizio si vede? Sì, direi di sì. Buonasera. Dunque, io il mio intervento è intitolato Diventare autonomi, dinamiche psicologiche e formative. Ora, già dagli interventi di Don Floriano e di Daniele Trabucco si è già, come dire, visto un elemento secondo me molto importante, che parlando di autonomia parliamo di istituzioni, parliamo di sistemi giuridici, ma parliamo anche di persone. Tutti e due hanno utilizzato la parola antropologia ed effettivamente è così. Ed effettivamente è così, nel senso che parlando di politica ovviamente parliamo di polis, parliamo di cittadini, parliamo di persone, parliamo di individui. Queste persone, questi individui hanno processi, dinamiche psicologiche e formative e autoformativi. La Bildung, che è il termine tedesco, comporta, come dire, una riflessione sulla propria formazione, sul proprio essere. Sul concetto di autonomia, le scienze cognitive, la psicologia dello sviluppo, la psicologia evolutiva, la psicologia sociale hanno detto un sacco di cose, anche contrastanti. Per questa serata, per il tema di questa serata, come dire, io ho cercato di riassumere la questione in due domande. Quindi non in risposte, non nella presentazione di teorie psicologiche, ma in due domande. Queste domande sono: la prima, io voglio diventare autonomo? La seconda, noi vogliamo diventare autonomi? Ora, noi oggi, adesso, in questo momento, ognuno di voi, se è interessato alla questione dell'autonomia, dovrebbe cominciare a rispondere a queste domande, per sé e per gli altri, e per il gruppo, i gruppi, piccoli gruppi sociali o per i grandi gruppi sociali ai quali partecipa, dei quali fa parte. Cioè, davvero non è solo una questione di leggi, non è solo una questione di Stato, non è solo una questione di cosa ci dicono che possiamo fare, è una questione personale, è una questione di gruppo. Quindi la citazione opportunissima dal punto di vista anche psicologico di quel grande romanziere e molto più psicologo di altri psicologi che è appunto Manzoni: il coraggio, se non c'è il coraggio non si va da nessuna parte. Non si va da nessuna parte per diventare autonomi come individui e autonomi come gruppi sociali. Questo è, in questo breve percorso di autoriflessione sull'autonomia ci accompagnerà René Magritte. Questa tela è molto interessante come titolo. L'ho trovata, ce n'erano altre che rappresentavano lo stesso concetto, ma essendo il titolo il richiamo delle cime, mi è sembrata piuttosto opportuna per Auronzo, naturalmente. Si vede abbastanza bene, vero, questo quadro? È un quadro nel quadro. Dietro ci sono le montagne, però a un certo punto si vede che questo è un quadro, giusto? Quindi quest'opera, come dire, ci fa capire qual è il concetto di rappresentazione di sé, di rappresentazione degli altri e di rappresentazione sociale. Cioè è un po' oggettivo quello che noi viviamo, ma è anche un po' soggettivo. Quindi è una rappresentazione, non è qualcosa che rimane sempre fisso, è qualcosa che viene costruito, è qualcosa che viene condiviso, è qualcosa che costruiamo come individui e come gruppi sociali. Quindi il concetto di rappresentazione è davvero importante. È davvero importante se ragioniamo in termini di autonomia, cioè di diventare autonomi. I soggetti, gli individui diventano autonomi. Sì, la psicologia dello sviluppo, la psicologia evolutiva ci dice che da quando sostanzialmente, avete presente i bambini quando chiudono gli occhi e fanno finta di dormire? No. Si rendono conto di rappresentare qualcosa, si rendono conto di essere diversi e divisi dagli adulti, diversi e divisi dal mondo. Prendono coscienza di sé in questo modo. Quando un bambino chiude gli occhi, fa finta di dormire per gioco, per scherzo,
in quel momento comincia la sua crescita nei confronti dell'autonomia. In psicologia dello sviluppo questa è una delle fasi fondamentali, cioè la coscienza di sé diviso dagli altri, e in relazione con gli altri ma diviso dagli altri, e assieme a poi a tutto il controllo, come dire, il controllo corporeo. Dopo l'infanzia, se pensiamo anche alla nostra esperienza, arriviamo, come dire, all'adolescenza, nella quale l'esperienza di autonomia è un'esperienza in qualche modo giuridica. Cioè io mi confronto con le norme dei genitori, con le norme scolastiche in senso stretto, mi pongo in conflitto. Il conflitto, la spinta all'autonomia degli adolescenti è qualcosa di assolutamente sano e delle volte anche grottesco naturalmente, perché ci si mette contro la norma, l'eteronomia, perché semplicemente si cerca di cominciare a costruire la propria legge morale in qualche modo. E nell'adolescenza sostanzialmente a grandi linee succede questo. Invece nella giovinezza, complice anche il sistema giuridico che a 18 anni ti dà la responsabilità, si può cominciare effettivamente a diventare autonomi, cioè si possono cogliere le norme che vengono date dalla società, si possono cogliere le norme che si costruiscono in piccoli gruppi sociali, e in questo modo si diventa autonomi. Non a caso, da quando si è diciottenni, si è responsabili e quindi si deve mano a mano costruire la propria autonomia assieme agli altri. Nella giovinezza questo percorso dovrebbe essere compiuto, cioè l'individuo dovrebbe essere autonomo. Quando non è autonomo, come dire, si possono verificare sostanzialmente due situazioni psicologiche. Cioè un individuo che non è assolutamente malato, ma come dire, non ha una rappresentazione di sé molto consapevole, e sono le persone eteronome, cioè le persone per le quali le norme morali, le loro scelte, come dire, non passano attraverso di sé. Chiedono sempre agli altri, hanno bisogno di conferme in continuazione per le loro scelte, hanno bisogno sempre, ma proprio per scegliere, non per un consiglio, dell'amico, del genitore, del presidente della provincia, del presidente della Repubblica, per capirci. Cioè sono quelli che non hanno le loro norme devono venire dall'esterno. Devono venire dall'esterno e non sono, in questo modo, come dire, l'eteronomia sono persone assolutamente sane, ma da un punto di vista, come dire, relazionale e anche per possesso della loro vita sono, diciamo, a grandi linee naturalmente poco responsabili. E questi, diciamo, sono gli episodi sani. Quando la mancanza di autonomia diventa patologica, a livello di psicologia del profondo parliamo direttamente, sentite un po', di schizofrenia. La schizofrenia sostanzialmente è quando un soggetto ha il superio, cioè le norme morali, completamente fuori di sé. Completamente fuori di sé. E quindi c'è una dicotomia sostanzialmente tra corpo e mente, corpo e anima, insomma. Ma questa è la dimensione patologica, cioè l'individuo totalmente non autonomo non è l'individuo eteronomo che comunque ha la possibilità, se vuole, di costruirsi spazi di autonomia, ma è colui che proprio delega totalmente. E naturalmente sappiamo che ci sono anche condizioni sociali, condizioni psicologiche, probabilmente anche condizioni politiche, che possono determinare sia la condizione di eteronomia degli individui che anche la condizione di schizofrenia. Probabilmente in regimi particolarmente duri possiamo parlare di individui che hanno, da un punto di vista politico, una schizofrenia, cioè non possono essere responsabili. In un regime democratico, evidentemente, invece, a seconda delle zone, a seconda delle persone, siamo più eteronomi o più autonomi. Nel Trentino Alto Adige, evidentemente, ci saranno più persone autonome da un punto di vista politico, da un punto di vista personale, dove c'è una situazione giuridica che non consente ai cittadini, come in provincia di Belluno, nemmeno di votare per la propria provincia. Evidentemente per forza di cose saranno eteronomi, perché c'è una delega, che la delega dal punto di vista in termini giuridico e politico, ma qui c'è una delega di responsabilità sostanzialmente, no? Quindi non può essere autonomo, e mano a mano uno può
scaricare e fare una cosa del genere. Quindi continuiamo, Magritte che ci accompagna allo Sceldo, perché avevo trovato quell'opera, però poi mi sembra interessante perché c'è una componente anche surreale nel discorso autonomista, anche Bellunesi in questi giorni, per cui ho voluto utilizzare un surrealista. Questo è il titolo, è La riproduzione vietata. Vedete questa persona che insomma, ha la giacca, è pettinato, insomma sembra anche una persona a modo, però non riesce a specchiarsi. È una specie di crisi di identità. Ebbene, io credo che l'individuo che non costruisce, non riesce a impegnarsi nel suo processo di autonomia, che è un processo che non è mai finito, come nel rapporto Stato-cittadino naturalmente, perde mano a mano se stesso, perde la rappresentazione di se stesso, non sa più chi è. Non a caso, se pensiamo al Trentino Alto Adige, dove hanno avuto la fortuna, l'impegno e il coraggio di avere l'autonomia, è chiaro che, come dire, da un punto di vista identitario sono più sicuri di sé, sono più sicuri della loro storia, del loro ex o forse non ex, insomma, rapporto con l'Austria, sono più sicuri della loro storia, hanno un rapporto con il territorio sicuramente più responsabile, per cui lì c'è stato un processo di costruzione garantito giuridicamente, che però si è indubbiamente sviluppato. Altre realtà italiane, autonome, non hanno avuto la stessa cosa, quindi di per sé effettivamente non è sicuramente la dimensione giuridica sufficiente. L'autonomia si costruisce, in Trentino si parla spesso appunto della costruzione dell'autonomia, del rinnovamento dell'autonomia, è veramente presentata, e non in termini retorici, è presentata in termini comunicativi e anche onesti, come un processo di costruzione. E questo è per gli individui. Molto velocemente, cosa succede quando i gruppi sociali non sono autonomi? Cosa succede quando i gruppi sociali accettano che le leggi le facciano gli altri? Cosa succede? Succede questo, c'è un altro quadro di Magritte che è molto, molto significativo, ci sono diverse interpretazioni, però quando i gruppi sociali come dire, accettano l'eteronomia, insomma, addirittura abbiamo citato addirittura la schizofrenia, non hanno un rapporto con il territorio. Qui ci sono figure umane, sono tante, che però sono assolutamente in una posizione paradossale rispetto all'ambiente, rispetto allo sfondo. Noi abbiamo tante persone, che non sono inquadrate in termini di prospettiva o di interazione con il territorio. Il territorio rimane lì. Il mondo della vita, come lo chiamano i psicologi e i filosofi fenomenologi, rimane distaccato. Rimane distaccato per che motivo? Perché se una persona non è autonoma, se un gruppo di persone non sono autonome, mano a mano si distaccano dalla loro realtà. E si distaccano dalla loro realtà, non riconoscono la loro storia o le loro storie e non hanno, come dire, una possibilità di azione nello spazio nel quale vivono. Naturalmente questo può fare comodo per avere individui che, per dire, consumano molto e sono docili per individuare i tipi di consumi che si vuole fare. È chiaro che c'è Marc Augé che ha parlato ancora molti anni fa di non luoghi. La creazione di non luoghi, la creazione di realtà territoriali, sociali che non hanno, come dire, che non hanno un'identità viva, ecco, comporta una facilità assoluta per individui che sono eteronomi, per cui le scelte dei consumi sono facilmente individuabili e facilmente riproducibili. Cioè io posso vendere lo stesso tipo di scarpe da una parte o dall'altra, perché se lo sfondo non cambia l'interazione, non cambia la mente, non cambia la mente degli individui e delle persone, in questo modo è chiaro che chi ha studiato, insomma, marketing e psicologia, insomma, queste cose qui sa benissimo che sono studiate, insomma, e pianificate perfino. E quindi ecco, siamo come dire, a questo livello. Quindi noi dovremmo davvero chiederci, e lo chiederò a voi questa sera, al di là dei temi, insomma, dell'autonomia e dei temi che sono citati oggi, noi se vogliamo davvero impegnarci nell'autonomia e
nella relazione con il nostro territorio e con gli altri che abitano nel nostro territorio, dobbiamo chiederci: io voglio diventare autonomo? Noi dobbiamo diventare autonomi, altrimenti si rischia questo, che è un'evoluzione che fece Magritte, successiva, che ha una simbologia molto complicata, ma sostanzialmente, come dire, rispetto all'altro quadro, che aveva, come dire, una fedeltà tra la rappresentazione e la realtà, pur essendo una rappresentazione, quindi con una componente soggettiva, si è completamente disgregato, si è rotto, ed è fermo, ed è solo una finestra, non è più una rappresentazione, è una rappresentazione completamente frammentata e non guidata dall'individuo. Ecco, se noi non rispondiamo probabilmente a queste domande, non abbiamo neanche il diritto, secondo me, di chiedere agli altri che ci facciano diventare autonomi. Grazie.